Si è spento a 100 anni Aldo Tognana, storico imprenditore della Marca, un passato da partigiano alla guida degli industriali trevigiani negli anni 80, avversario di Giancarlo Gentilini alle elezioni del 94. Dall'economia alla politica, tantissimi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Tognana, le parole dell'amico ed ex avversario alle urne, la sua vita è un esempio per le future generazioni. Per Ermanno Boffa, marito della figlia di Gilberto Benetton, alla guida della Porsche schiantatasi a Montebelluna contro l'auto di servizio della postina morta dopo alcuni giorni di agonia. L'uomo è indagato per omicidio stradale. Scontro con un trattore a Ormelle, camion esce di strada, scavalca la pista ciclabile e finisce nel giardino di un'abitazione. L'autista trasportato al pronto soccorso di Oderzo. Pesano l'emergenza Covid e la crisi che ha provocato nel bilancio annuale della Guardia di Finanza di Treviso contro il rischio di infiltrazioni mafiose, verifiche su beni e aziende di 9 soggetti. Dopo l'ordinanza sulle case di riposo, la Regione studia quella sul trasporto, sia la mascherina no ai distanziamenti che metterebbero a repentaglio la capienza dei mezzi. Dopo i disagi delle ultime settimane riaprono gli sportelli dei CUP dell'ULS 2 e dal 1° luglio al via le visite a distanza con la telemedicina. La prevenzione è l'unica arma contro il virus, le parole del professor Vincenzo Baldo, uno dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico del Veneto. Per il vaccino ci vorrà almeno un anno, dice. Telespettatori di Antenna 3, ecco allora l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, questi titoli. Allora l'apertura del nostro telegiornale dedicata alla scomparsa di Aldo Tognana, storico, nome storico dell'imprenditoria e anche della politica trevigiana. Si è spento questa mattina nella sua casa di Sant'Antonino, dove nel marzo di quest'anno aveva tagliato il traguardo dei 100 anni. Per dare una spinta sono qui a disposizione e sarebbe, credo, il miglior risultato che abbiamo potuto ottenere da questi mondiali. Aldo Tognana in un'intervista sui mondiali di ciclismo del Montello di 35 anni fa. Un volto e una storia che questa mattina si è interrotta nella sua casa di Sant'Antonino, a ridosso della fabbrica di famiglia. Aldo Tognana si è spento pochi mesi dopo aver tagliato il traguardo dei 100 anni, il 12 marzo scorso. Un cognome storico per Treviso, i Tognana, giunti nel 1775 dalla Svizzera per produrre mattoni con l'argilla dei campi a sud della città. Clarimbaldo, ma per tutti Aldo, era appena diventato ingegnere civile a Padova quando scelse di fare il partigiano nella Seconda Guerra Mondiale, diventando capo della brigata partigiana Treviso. Nel 1946 fondò col fratello Alessandro la ceramica tognana, con la produzione di stoviglie, piatti e tazzine che ancora oggi sono presenti in ogni casa trevigiana. Ma Aldo Tognana ha sempre alternato il suo impegno imprenditoriale con quello civile. Giovane consigliere comunale nelle fila della Democrazia Cristiana durante la ricostruzione, prende le redini dell'Associazione Industriali di Treviso negli anni '80. La sua imprenditoria ha sempre tenuto conto della forza lavoro, in quell'ispirazione che lo riconduceva al senatore del Regno Graziano Appiani. Certo, altro industriale, un'altra epoca, ma identico settore e soprattutto attenzione alle maestranze. Fare sempre qualcosa per la sua gente. E un esempio sono i mondiali di ciclismo che contribuì a portarle nell'85 sul Montello. Quando nel 94 anche a Treviso tramontò la Democrazia Cristiana, decise di candidarsi sindaco, temendo una voragine di valori. Industriale appoggiato dal centro-sinistra, si scontrò con il vento nuovo della Lega e l'amico avvocato della Cassa di Risparmio Giancarlo Gentilini. Ci fu un vero e proprio ring alle piscine comunali, dove però non volle indossare i guantoni davanti a quello che diventerà lo sceriffo di Treviso. Per lui la politica era un'altra cosa e per questo in seguito preferì rimanere sempre dietro le quinte, salvo per ricordare l'impegno partigiano per la Repubblica e i valori della Costituzione. Perché noi parliamo tanto, ma non è che abbiamo una società che funzioni bene, deve cambiare tante regole. I funerali di Tognana venerdì mattina alle 11 nella chiesa di Sant'Antonino. Intanto, evidentemente, ovviamente in queste ore tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di Tognana, a partire proprio dal suo amico avversario politico Giancarlo Gentilini. È una notizia che mi ferisce profondamente nel mio essere, perché Clarimbaldo Tognana è stato un amico, uno con il quale condividevo tutti i principi del nostro popolo. Lo saluto così lo storico avversario dell'elezione a sindaco nel 1994. Gentilini non nasconde la tristezza per la scomparsa di quello che è stato, seppur nelle diversità, un punto di riferimento anche per le sue scelte da primo cittadino. Credo che abbia lasciato la traccia e abbia segnato la strada
che le generazioni nuove dovranno seguire. Una lezione la sua vita per l'attuale generazione, rappresentata dal sindaco Mario Conte. Va riconosciuta questa onestà intellettuale nell'aver portato avanti i propri ideali, che possono essere tranquillamente diversi dai miei o quelli di altri cittadini. Però insomma la correttezza, la lealtà e l'onestà di Aldo Tognana sono stati dei valori cardine della sua figura. Aldo Tognana è imprenditore ma anche politico, come ricorda Vittorio Zanini con questo aneddoto di 35 anni fa. Mi ricordo benissimo che fui invitato lì a casa di Aldo Tognana, c'erano ospiti il ministro Andreotti, Carlo Bernini, allora presidente della regione, ed altri, e mi fu fatta una proposta, ecco, a me che sono ribelle per natura, di entrare in quel gruppo là di Andreotti. La risposta è stata no. Una figura che non tramonterà con la sua morte per Giuliano Varnier, che l'ha conosciuto durante l'impegno politico, ma soprattutto partigiano per la difesa della democrazia e della Costituzione. Me lo voglio ricordare per il suo impegno in Libertà e Giustizia, quella associazione nazionale che lui poi lanciò qui in provincia di Treviso, che difendeva i grandi valori della Costituzione repubblicana. E lì lui portò un impegno abbastanza decisivo nel diffondere i valori della Costituzione, quindi è una figura estremamente importante che mancherà alla lotta democratica di questa provincia. La cronaca giudiziaria, c'era il 54enne imprenditore Ermanno Boffa, marito di Sabrina Benetton, figlia di Gilberto, alla guida della Porsche, scontratasi contro l'auto di servizio di Evelina Federigo, la 40enne dipendente delle Poste, morta, lo ricorderete, 5 giorni dopo lo schianto avvenuto a Montebelluna. L'imprenditore adesso è indagato per omicidio stradale. Originaria di Benevento e madre di 2 figli, Evelina Federigo era stata soccorsa sul posto dai medici del SUEM e trasportata d'urgenza dall'elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello, spegnendosi poi dopo alcuni giorni. Nelle prossime ore si saprà se la procura disporrà l'autopsia sul corpo della donna. E un altro incidente avvenuto invece questa volta stamattina a Ormelle. Un camion dopo lo scontro con un trattore è finito nel giardino di un'abitazione. Ero a casa, ho sentito una gran botta, siccome stanno lavorando qua pensavo fosse caduto qualcosa e dopo mi hanno detto che è successo l'incidente. 11 di stamattina, via dello Stadio a Ormelle. La scena che si è presentata ai soccorritori è questa. Un tir adibito al trasporto della ghiaia letteralmente è entrato nel giardino di un'abitazione a bordo strada dopo aver sfondato la recinzione. All'incrocio qui con via Gere tra un trattore agricolo e l'autoarticolato si sono toccati sulla parte anteriore destra dell'autoarticolato, scoppiato il pneumatico, quindi è perso il controllo ed è uscito di strada. Poteva aver problemi, potrebbe esserci una bicicletta o persone qui sul marciapiede, potevano esserci grossi problemi, questo sì. Sono venuto a vedere, ho visto c'è il trattore fermo là e il camion con l'autista era per terra, c'è gli infermieri che stavano guardando. Dopo è entrata l'ambulanza, l'hanno caricato e portato via. Abita qualcuno in questa casa? No, è disabitata. Quindi una fortuna che sì, fortuna anche che il camion fosse scarico, perché se figuri se era carico è molto più difficile. a tenere con tutto il peso. Con tutto il peso sarebbe stato un disastro. Praticamente illeso il conducente del trattore, non preoccupanti le condizioni dell'autista del camion condotto al pronto soccorso di Oderzo per accertamenti. La polizia locale acquisirà ora i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La strada è rimasta chiusa al traffico a lungo, i residenti spiegano che occorrerebbe metterla in sicurezza una volta per tutte. Sono successi diversi incidenti, però ancora non è stato cambiato niente, è rimasto tutto uguale. Ancora la cronaca, identificati 2 ladri scappati dopo la rapina alla coppia nei pressi della stazione di Montebelluna. Un malvivente era stato arrestato, 2 uomini di origine marocchina fuggiti dopo la rapina sono stati denunciati. Non c'è niente, già a posto. Io ho andato al giudice, a posto. È già libero uno dei presunti autori della rapina avvenuta in piena notte presso la stazione di Montebelluna. Seduto in una panchina del parco a 2 passi dalla stazione, ride e scherza in compagnia dei suoi amici. Poi, quando hanno capito di essere registrati, gli amici sono scappati e lui li ha seguiti. Ah, capito. Bravo, Per quale problema io fermare adesso?
Per la rapina erano in 3, avevano aggredito all'1 di notte un 39enne di Villorba e una 49enne di Treviso che avevano deciso di trascorrere la serata a Montebelluna. Tempestivamente sopraggiunti con una pattuglia sul posto, gli uomini dell'Arma avevano arrestato un 24enne, poi grazie anche all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza sono risaliti all'identità degli altri 2 complici, un 29enne e un 24enne di origine marocchina, entrambi pregiudicati. I carabinieri sono inoltre riusciti a recuperare tutta la refurtiva, un cellulare, una collanina in oro e un portafoglio con dei contanti, oltre a un paio di occhiali, tutti contenuti all'interno della borsetta restituita alla donna. L'uomo che era con lei ha riportato lesioni guaribili in 6 giorni, mentre la donna ha solo qualche escoriazione e tanto spavento. L'ennesimo furto che allarma residenti e pendolari dei treni e delle corriere. Se devo essere sincera, non mi è mai capitato niente del genere, però diciamo sì, evito certi orari, questo sì. Secondo lei la stazione è monitorata, sorvegliata? Dovrebbero fare qualcosa in più? Forse dovrebbero fare qualcosa in più, magari sì, durante la sera o verso le 6-7. Il sindaco Marzio Favero, a conoscenza del problema, da tempo combatte degrado e insicurezza. L'intera area della stazione è oggetto di un progetto di riqualificazione. Ferrovia è già intervenuta per sistemare l'area del sottopasso, ritinteggiare l'edificio principale dove sono accolti gli ospiti. Sono state messe in funzione ben 22 telecamere che oggi ci consentono di sorvegliare in presa diretta quanto accade e di intervenire tempestivamente. E non è finito, entro 1 anno e mezzo ci saranno altri interventi di riqualificazione, l'arrivo del nuovo sottopasso, la nuova stazione delle corriere e la demolizione di una vecchia officina, tutti interventi che permetteranno di avere una stazione accessibile a tutte le ore e in totale sicurezza. Di nuovo a Treviso, adesso in città, è l'ordinanza della discordia, quella contro la movida selvaggia che ha portato alla sanzione a 2 bar del centro. Interviene oggi la presidente di FIPE Confcommercio Dania Sartorato che dice: mi sarei aspettata che agli esercenti venisse dato il tempo di digerire l'ordinanza. Servono, e continua, dialogo ed equilibrio. Le forze di polizia fanno il loro dovere ed è giusto che se c'è un'ordinanza venga anche applicata, è giusto fare di tutto perché non ci siano le sanzioni, piuttosto che arrivare alla sanzione meglio il dialogo. Serve responsabilità da parte di tutti, non solo degli esercenti, dice Dania Sartorato, presidente provinciale della FIPE, dopo le sanzioni che hanno colpito sabato sera 2 bar del centro di Treviso. Multa e chiusura per 5 giorni per aver servito bevande anche al di fuori del plateatico. Noi siamo dispiaciuti che questo episodio sia accaduto, soprattutto così vicino magari all'emissione della ordinanza, perché chiaramente magari a volte serve anche del tempo per riuscire a digerire queste nuove cose, però va detto che comunque tutto deve essere sempre tenuto in uno stato di equilibrio, perché ci sono tanti adempimenti che sono a carico del ristoratore gestore e questo va ricordato chiaramente, quindi però bisogna trovare un punto di equilibrio perché comunque l'obiettivo finale è quello della responsabilità sociale collettiva. Ci si aspettava una prima fase di informazione, non l'immediata repressione, dice la rappresentante di Ascom Confcommercio, che riconosce al Comune l'iniziale collaborazione per ripartire con sgravi dei tributi e ampliamenti gratuiti dei plateatici. Chiaramente ci deve essere la volontà di tutti, lo sforzo proprio di tutti, andarci incontro e trovare un punto di equilibrio, questo è fondamentale in questo momento più che in altri periodi. Per evitare non solo sanzioni ma anche nuovi focolai c'è bisogno infine della collaborazione dei clienti. Se c'è collaborazione non nascono neanche assembramenti, non nascono neanche le difficoltà che poi bisogna tutti insieme cercare di affrontare. Oggi le celebrazioni per i 246 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza, che anche a Treviso con l'emergenza sanitaria ha visto evidentemente stravolgere le sue priorità. Prima i controlli durante il lockdown, poi l'attività di contrasto all'avanzare della criminalità organizzata. Priorità stravolte dal Covid-19, la Guardia di Finanza di Treviso. L'esplosione dell'emergenza sanitaria si è concentrata prima sui controlli e poi sugli illeciti che più preoccupano: usura, riciclaggio, truffe e frodi, anche online, visto il dilagare di acquisti a domicilio. Il dato diffuso in occasione della festa per i 246 anni di fondazione delle Fiamme Gialle. 250 i controlli mirati svolti dai finanzieri trevigiani dallo scorso mese di marzo per assicurare il rispetto delle misure anti-Covid, ma sul fronte del contrasto alle infiltrazioni
infiltrazioni della criminalità organizzata, nei primi 5 mesi del 2020 sono stati svolti accertamenti patrimoniali nei confronti di 9 soggetti con beni, aziende, quote societarie e denaro per quasi 300.000 euro. Quanto alla tutela dei consumatori, 13 soggetti denunciati per frode in commercio e vendita di prodotti con segni contraffatti, 62.000 mascherine sequestrate, 3.800 litri di gel disinfettante privo dei requisiti di legge. Siamo stati con equilibrio e rigore vicini prima ai cittadini costretti alla clausura coatta, ha detto nel suo discorso il comandante provinciale Alessandro Serena, poi agli operatori economici, con l'obiettivo di sostenere la ripresa, evitando di risultare ulteriore elemento di difficoltà per chi intende ricominciare. Comandante che ha annunciato che a settembre, dopo 6 anni, lascerà Treviso. Quanto alle operazioni extra Covid, balzano agli occhi i numeri sul lavoro nero: 57 i datori di lavoro denunciati, 423 i loro sottoposti risultati in nero o irregolari, 181 infine i denunciati per reati fiscali. Nel frattempo, a proposito di coronavirus, e andiamo allora al punto stampa odierno del governatore Zaia, la Regione, dopo l'ordinanza sulle case di riposo, studia quella sul trasporto pubblico con le linee guida. I fronti aperti sono 2, trasporto pubblico e privato, ma prima di arrivare a un'ordinanza la Regione ha inviato le bozze al Comitato Tecnico Scientifico Regionale. Il tema del resto è delicatissimo, soprattutto se si guarda a settembre. Da un lato il ritorno a scuola, dall'altro la spada di Damocle di un nuovo contagio, tutto da decifrare. Ovvio è che questa è un'ordinanza più impegnativa perché comunque va a cozzare con DPCM, perché vorremmo portare la filosofia del fatto che si possano caricare e quindi far accomodare nei treni piuttosto che nei pullman persone pari alla capienza del mezzo senza riduzioni purché abbiano la mascherina, quindi come accade in giro per l'Europa. Insomma, la Regione non vorrebbe nessun dimezzamento dei posti, come invece indicato dai provvedimenti del governo, con il rischio di aprire un nuovo fronte con Roma, come se non bastasse quello caldissimo delle elezioni, con le forze del centrodestra nazionale che hanno ufficializzato il proprio sostegno a uno Zaia a terra. Quanto al diretto interessato, la reazione è cauta, 2 però i punti fermi: Election Day e autonomia. Domanda: si va a votare? Perché a tutt'oggi non è fissata la data del voto. Come voi sapete che far commenti in assenza di data del voto si rischia di sprecare fiato. L'abbiamo dimostrato in tutti questi mesi e abbiamo avuto ragione. Per quanto riguarda l'autonomia, confermo che l'autonomia è una condizione sine qua non per la prossima amministrazione. Nel frattempo si sta raggiungendo quota 900.000 tamponi con un indice del contagio che resta tra i più bassi in Italia, ma non basta certo per cantare vittoria. Rispetto agli assembramenti continuo a dire che il virus c'è, e se poi sono pezzi di virus o virus ancora con alta virulenza, ce lo diranno i laboratori, ce lo diranno gli scienziati. E una curva epidemica sotto controllo è la miglior garanzia per un turismo che riparte davvero, con il piano di comunicazione della Regione in partenza sia a livello interno che internazionale. I più corteggiati, inutile dirlo, i tedeschi. La prima comunità è quella tedesca, che è quella nella quale, pensate, andremo nella TV principale, adesso non chiedetemi il nome, ne andremo nelle previsioni del tempo, che porta bene, no? Perché da noi c'è sempre il sole. Nel frattempo, e parliamo di Coop, dopo i disagi delle ultime settimane è stata avviata la graduale riapertura degli sportelli Coop dell'ULSS 2. Allora vi diamo qualche informazione, quindi segnatevi questi orari perché sono importanti. I Coop ospedalieri di Treviso e Oderzo sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12. I Coop ospedalieri di Castelfranco e Montebelluna sono aperti dalle 10:30 alle 18, dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 10 alle 12. Per quanto riguarda le sedi distrettuali, sono aperte Asolo, Crespano, Valdobbiadene e Pederobba dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13. Giavera, martedì e giovedì dalle 9:30 alle 13. Vedelago, martedì e giovedì dalle 9:30 alle 13. Riese e Pio X, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 13. Infine, i Coop ospedalieri di Conegliano e Vittorio Veneto sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16:30. Un tema, quello ovviamente dei Coop, affrontato oggi dal direttore generale Benazzi, che era ospite in diretta nella nostra edizione straordinaria e che ha anche annunciato il via libera nella Marca alle visite in telemedicina. Sentiamo le sue parole.
Noi stiamo organizzandoci per partire il 1° di luglio per fare le televisite, cioè abbiamo detto ai nostri specialisti, abbiamo creato un sistema ovviamente di agende a parte, siccome noi nel 14.625 abbiamo 7.751 visite di controllo, tutte le visite di controllo saranno fatte in telemedicina, in televisita. Quindi come funziona? Funziona così, allora i cittadini, che noi abbiamo la lista ovviamente di cittadini che aspettano purtroppo queste visite, saranno chiamati dai nostri CUP, gli verrà concordata con loro la visita, quindi guardi che il nostro medico la chiamerà alle 8 di sera o alle 6 di sera o anche alle 10 di sera, voglio dire, perché il medico che è di guardia, il cardiologo, può fare la visita anche alle 10 di sera. Quindi il cittadino si fa aiutare dal nipote, è semplice, gli sarà dato un link, si mette in contatto e dice allo specialista cosa ha, fa vedere, legge i suoi esami, gli fa vedere eccetera, lo specialista gli dice già a voce cosa deve fare e poi gli arriverà anche sulla sua posta email il referto, quindi di questa visita, per cui il cittadino, in poche parole, anche tenuto conto che la maggior parte delle visite di controllo sono fatte da persone anziane che hanno pluripatologie, non serve che arrivino nei nostri ambulatori con il caldo, devono utilizzare il figlio per portarli eccetera, andiamo a ridurre, come dicevo, del 50% le visite in questo modo. Oggi nel frattempo a Venezia, ospite del governatore Zaia, il professor Vincenzo Baldo, uno degli membri del Comitato Tecnico Scientifico del Veneto, che ha parlato della prevenzione come unica arma contro il virus, ma anche ha risposto sul tema del vaccino contro il virus. Mai dimenticarsi il preside, mai dimenticarsi i distanziamenti, anche perché il concetto rimane sempre lo stesso. Abbiamo pochi casi, quindi riduciamo la probabilità. Siamo all'aperto, riduciamo la probabilità, ma il rischio zero non esiste. Ospite del presidente Zaia nel punto stampa quotidiano il professor Vincenzo Baldo, ordinario di igiene e medicina preventiva e componente del Comitato Tecnico Scientifico Veneto, che ha evidenziato come la prevenzione al momento sia l'unica arma per contrastare un virus così aggressivo, continuando ad adottare tutte le misure di protezione. Sono quelle che ci stanno in qualche modo salvando da quello che è la diffusione, infatti abbiamo visto un'ottima riduzione del numero dei nuovi casi, almeno nel Veneto, e di conseguenza questo è quello che dobbiamo continuare a fare fino a che non avremo quello che speriamo tutti, che è il vaccino che arrivi il più presto possibile. Ma anche la scienza ha i suoi tempi. La scienza corre, sta cercando di arrivare in tempi veloci perché a mio ricordo la produzione di un vaccino in tempi così brevi veramente non ha uguali in questo momento. Ovviamente abbiamo poco tempo, quindi è questo l'aspetto che mi spaventa tra virgolette di più, perché i tempi sono veramente limitati. L'altro aspetto è che una volta che lo abbiamo, vi ricordo che deve essere approvato, vi ricordo che deve essere prodotto e vi ricordo che deve essere somministrato e deve raggiungere quello che è l'herd immunity, quindi ci sono dei tempi tecnici che mi fanno prospettare a un anno prossimo per avere un qualcosa che mi dia una risposta dal punto di vista di herd immunity. E in linea con quanto dichiarato dal professor Baldo proprio dall'azienda farmaceutica Sanofi arriva l'annuncio che già nel primo semestre del prossimo anno potrebbe essere approvato un vaccino per poi diventare disponibile nella seconda parte dell'anno. Nel frattempo sono arrivato il bollettino serale dell'azienda Zero, lo vediamo in diretta con un caso positivo in tutta la regione nelle ultime ore, lo vedete in provincia di Verona. E poi c'è il dato, insomma, dall'inizio dell'emergenza, 19.251 casi positivi, 560 quelli attualmente positivi, 2.004 i decessi dall'inizio dell'emergenza in ospedale, dall'inizio dell'emergenza dato cumulativo dei decessi, 758 i soggetti in isolamento domiciliare. Andiamo a vedere poi il dato delle persone ricoverate, 217 in area non critica e 11 in
terapia intensiva, 0 i decessi delle ultime ore in Veneto. Questo è il bollettino. Nel frattempo prosegue la maxi campagna vaccinale, vaccino antinfluenzale nella Marca trevigiana. Conclusi i primi 2 round al Palaverde di Treviso e al Pala Mazzalovo di Montebelluna. È iniziato oggi l'ultimo round alla Zoppas di Arena di Conegliano. Da stamani, infatti, fino al 30 giugno, invitati a vaccinarsi circa 5.000 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Alla Zoppas Arena sono state allestite, come vedete, 5 postazioni di lavoro adeguatamente distanziate che consentono quindi il regolare accesso dei ragazzi accompagnati da un solo genitore. Vengono sottoposti a vaccinazione oltre 500 ragazzi al giorno. La campagna vede coinvolti complessivamente 15.000 ragazzi di 12 e 14 anni nell'arco di un mese. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta. Ripartiamo da Montebelluna per parlare di un percorso davvero particolare. Per l'emozione di sportivi e cicloturisti è finalmente aperta la tradotta di Montebelluna. La nuova pista ciclopedonale che collega Montebelluna a Nervesa della Battaglia è lunga circa 20 km. Un percorso immerso nella natura dal grande significato storico. Sì, è molto bello. Bellissimo. In questo percorso prima passava la vecchia linea ferroviaria nata per scopi militari durante la Grande Guerra e pesantemente coinvolta nei combattimenti tra l'esercito italiano e quello austro-ungarico durante la nota Battaglia del Sostizio. Un intervento reso possibile grazie alla complessa e lunga trattativa con le Ferrovie dello Stato e del Consorzio Bosco del Montello, che riunisce i comuni di Crocetta del Montello, Montebelluna, Volpago, Giavera e Nervesa. C'era il progetto di abbattere una parte di questo manufatto per farvi passare una tangenziale. Proposi alla Regione di utilizzare i 700.000 euro che ci avevano messo a disposizione per comprare l'intera linea. Devo un grazie enorme ai miei colleghi sindaci che hanno condiviso questa volontà di salvaguardare una testimonianza storica e di valorizzarla trasformandola in una pista ciclopedonale. Ma in futuro il percorso si potrà anche ampliare. Perché il Genio Civile andrà a realizzare una pista ciclopedonale a nord del Montello e quindi potremo chiudere attorno allo stesso un circuito ciclistico di grande significato. Credo che sia un'opera importante e lo sarà ancora di più quando avremo completato il recupero anche di una parte che è in fonda qui a Montebelluna, realizzata cioè sotto il livello del suolo per proteggere i convogli dagli eventuali bombardamenti aerei che avrebbero potuto interessare la vicina stazione di Montebelluna. Adesso le notizie dal bellunese. E partiamo con le bordate contro la Regione sulla gestione della sanità in montagna. È l'episodio del parto a rischio di sabato scorso in Comelico a scuotere le coscienze, a scatenare dure reazioni nel bellunese. Oggi interviene anche il presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 1, Jacopo Massaro. Quello che è successo l'altro giorno è esattamente quello che abbiamo sempre denunciato, sembra che cadano dalle nuvole da Venezia e noi stiamo denunciando da anni esattamente questo problema. È severo il commento del presidente della conferenza dei sindaci di ULSS 1 dopo l'episodio del parto a rischio di sabato scorso in Comelico che ha messo nuovamente in luce le difficoltà di chi vive in montagna. Non c'è nulla di nuovo, le richieste dei sindaci sono state puntualmente disattese dalla Regione che nella sua programmazione poteva derogare i parametri e non l'ha fatto, dice con l'amaro in bocca Jacopo Massaro. Noi avevamo chiesto il mantenimento di determinate strutture e in alternativa, qualora le strutture dovessero essere tolte, avevamo chiesto di attivare una serie di servizi di tipo sostitutivo. Avevamo chiesto per esempio l'elisoccorso notturno, che non è partito. Abbiamo chiesto di mettere le ambulanze medicalizzate, che non sono state attivate. Avevamo chiesto per esempio di attrezzare un'ambulanza per i parti, esattamente come hanno in altre regioni. Richieste più volte ribadite senza successo alcuno in quinta commissione, il presidente Zaia e l'assessore Lanzarin. Intollerabile, sbotta Massaro, certo che qualcosa si smuoverà solo se accadrà qualcosa di grave. Veniamo spesso trattati come fossimo bambini viziati, no? Che vogliono a tutti i costi, vogliono l'ambulanza medicalizzata, vogliono il soccorso notturno, vogliono le specialistiche ambulatoriali negli ospedali più periferici e remoti della provincia, come se questo fosse per noi un vezzo. I sindaci sono sul piede di guerra e pronti a portare avanti una battaglia per avere riconosciute le stesse opportunità di chi vive in pianura.
Abbiamo avuto tanti altri casi in questo periodo che hanno dimostrato l'assoluta inadeguatezza della programmazione regionale voluta da Zaia, da Mantoan, da tutti coloro che hanno lavorato a questo tema, senza conoscere minimamente i temi di montagna. Ci sono dei sindaci, sono eletti dai cittadini, si studiano queste cose e se fanno una richiesta non è perché sono viziati, è semplicemente perché ci tengono a fare in modo che la propria popolazione sia sicura. Tra le richieste dei sindaci, quella dell'elisoccorso notturno, il cui avvio era stato annunciato per il prossimo mese di luglio e invece slitta ancora al 2021, e pensare, dice il consigliere comunale di Belluno Fabio Bristot, già capo della delegazione provinciale del soccorso alpino, che Belluno fu antesignana nel servizio di elisoccorso, invece oggi siamo fermi e coperti dai mezzi di Bolzano e di Treviso. Sul caso tanto del parto a rischio si è mosso anche l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, che ha sollecitato il ministro Federico D'Inca a farsi carico delle modifiche delle politiche sanitarie statali che debbono tenere conto della specificità montana. E con una sobria cerimonia anche le Fiamme Gialle di Belluno hanno celebrato oggi l'anniversario della fondazione del corpo. Il comandante ha tracciato il consuntivo di un anno di attività che in provincia ha portato alla scoperta di 24 evasori totali. 170 le verifiche fiscali hanno consentito di segnalare le posizioni di 51 lavoratori irregolari. Nello stesso arco di tempo denunciati per usura 2 cittadini, altri 3 per peculato, per un importo complessivo di oltre 700.000 euro, e gestite anche 25 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette. In materia di tutela dei consumatori sono stati sequestrati 2.199 prodotti contraffatti o non conformi alla disciplina della tutela del Made in Italy o sulla sicurezza dei prodotti. Nell'ambito infine del soccorso alle persone, le stazioni del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Oronzo di Cadore e di Cortina d'Ampezzo hanno eseguito 286 interventi a favore di 284 persone. A Belluno adesso, dove ripartono i giovedì di sera, un'edizione più lunga ma meno ricca ovviamente nei contenuti a causa delle disposizioni del Covid. Equilibrio, prudenza e qualche rinuncia sono le regole del post-Covid a dettare la linea dei giovedì di sera a Belluno, che quest'anno si presentano a cittadini e turisti con un programma lungo 9 settimane ma con contenuti ridotti. Noi ci mettiamo l'energia, gli operatori ci mettono la disponibilità e il sacrificio, chiediamo ai bellunesi, ai visitatori, alle centinaia di persone che il giovedì sera approfittano di questa opportunità di shopping e divertimento di essere consapevoli, responsabili, rispettosi di quelle che sono le norme. La presentazione delle serate stamattina nella sede di Confcommercio. Dal cartellone sono state eliminate le occasioni di assembramento, quali avrebbero potuto essere i concerti e il ballo nel salotto buono della città. Giovedì prossimo il primo test, musica e intrattenimento nei bar, negozi aperti fino alle 23, una banda di ottoni itinerante, una mostra di sci storici nel portico di Palazzo Minerva e uno spazio ambulante per la somministrazione di cibo e bevande. Ci saranno dei gruppi di addetti alla sicurezza che vigileranno presso i pubblici esercizi, presso eventuali assembramenti, suggerendo, consigliando garbatamente di rispettare le prescrizioni prima di ricevere sanzioni. Massima è stata la nostra disponibilità nei confronti dei commercianti, ha detto l'assessore al turismo Yuki D'Emilia, ricordando come Palazzo Rosso stia rimodulando il suo budget per garantire il supporto alle iniziative del consorzio, in primis l'ex-tempore e il Natale, che contrariamente a quanto annunciato a fine lockdown sono stati confermati. La città non può perdere delle occasioni di svago, non può perdere delle abitudini e i commercianti non possono abdicare assolutamente. Adesso, come sempre, in chiusura del nostro telegiornale, altri video dei bimbi in TV. Andiamo! Vai! Un buon appetito a questa bimba per questa sua merenda. Allora continuate a mandarci i vostri video come sempre al numero 351 175 5340, il racconto delle giornate dei vostri piccoli
testimoniato dai vostri video. Siamo davvero in chiusura, adesso vi lascio come sempre al meteo, poi come sempre fra qualche minuto riprendiamo l'edizione straordinaria con ospiti e commenteremo insomma gli ultimi aggiornamenti, ma anche torneremo a parlare di economia e non solo. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al meteo. Esplode l'estate sul nostro territorio, non ci sono perturbazioni in arrivo e l'alta pressione assicurerà un'altra giornata di bel tempo. Nel dettaglio sul Veneto, le previsioni di mercoledì 24 giugno ci dicono che sarà una bellissima giornata di sole, cielo poco nuvoloso con qualche addensamento ma del tutto innocuo. Solamente al pomeriggio non si escludono in montagna degli acquazzoni improvvisi, i cosiddetti temporali di calore tipici della stagione estiva. Temperature minime tra i 15 e i 20 gradi, valori massimi invece tra i 25 e i 30 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, bel tempo anche qui con qualche rovescio nelle ore pomeridiane sui rilievi. Temperature minime fino a 20 gradi, massime sui 27-28 gradi all'incirca. Non cambia lo scenario sul Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 17-18 gradi, massime invece fino a 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.